Parliamo di biathlon, lo facciamo con Giovanni Romanin, collaboratore di Mirko Romanin, insomma è il gruppo che sta facendo benissimo per quanto riguarda appunto il fondo più tiro negli ultimi anni in regione, anche se ovviamente Giovanni è giovanissimo. Allora cosa ci aspettiamo da questa nuova stagione, Giovanni? Abbiamo qualche giovane di buone speranze, poi il settore giovanile è chiaramente in crescita e speriamo di tirare su qualche bambino e speriamo che non mollino, soprattutto andando in avanti con gli anni. Ecco, resta questo, no? Il problema principale, soprattutto arrivati a una certa età, quando iniziano magari le scuole, iniziano i problemi di spostamento. Le scuole, dopo ci sono anche altri sport, il calcio, e chiaramente i bambini sono quelli e devono cercare di fare un po' tutto e si fa quello che si fa. Ma i genitori, quando gli si dice guardate i vostri figli dovrebbero anche sparare, che fanno? Sono contenti? Hanno dei dubbi? Ma no, sì, sono contenti, dai. Cosa ci aspettiamo allora da questa stagione? Speriamo di portare a casa qualche risultato, anche magari a livello nazionale, qualche medaglia comunque fa sempre bene, sia alla Montecoglians che al Friuli.